Seconda corsa dal Savio, un confronto, una condizionata sul miglio che vede al via 10 concorrenti, 1 Zilla Font, 2 Boys Going In, 3 Zar Parlante, 4 Ancora Bella, 5 Barcellona Sun, 6 Zoello, seconda linea 7 Borea Gal, 8 Zoe GMG, 9 Amore Stecca, 10 Zea. Pronostico che vede Boys Going In numero 2, Roberto Vecchione, favorito. Allo stacco c'è lotta per il comando con Ancora Bella che si avvantaggia, ma Boys Going In fa buona guardia e respinge l'avversaria, costringendola all'esterno perché serra sotto Zilla Font e rimane in seconda posizione lungo la corda. I 200 iniziali se ne vanno in 14,2 particolarmente svelti, con Ancora Bella che rimane all'esterno, Zilla Font invece ha serrato sotto. Più indietro c'è Zar Parlante in terza posizione lungo la corda e il quarto iniziale se ne va nell'ordine del 29,3 con Boys Going In vantaggio. All'esterno c'è anche Barcellona Sun che segue direttamente le mosse di Ancora Bella, metà della seconda piegata con Boys Going in vantaggio. Ora cerca di moderare l'andatura Roberto Vecchione, completi 600 in 46,1 e affronta il passaggio davanti alle tribune, sempre con all'esterno Ancora Bella, alla corda invece Zilla Font, al largo Barcellona Sun che è seguita da Amore Stecca e anche Zoello che ha preso la via del largo. Tanto completati in 1,1,4 gli 800 iniziali, si va verso il chilometro con Boys Going In che continua a comandare la gara. 1000 metri in 1,17,3, Ancora Bella rimane lì al salchi del battistrada, mentre Barcellona Sun è sempre in scia, a contatto anche Zilla Font, in terza posizione rimane Zar Parlante. Cavalli a 400 dalla conclusione con Boys Going In che ora spara un 14,6 di parziale. In seconda posizione Ancora Bella, mentre è calata nettamente Zilla Font. In terza c'è Barcellona Sun, sono i tre più attesi con Boys Going In che entra nettamente in testa addirittura d'arrivo e nel finale controlla la situazione per affermarsi nettamente. Il ritorno alla vittoria per Boys Going In, mentre Ancora Bella rimane seconda su Barcellona Sun con molto coraggio. 1,15,8 il ragguaglio conclusivo, 29,5 a chiudere. Boys Going in percorso di testa, lui che forse è più cavallo da fondo che da miglio, se la fa tutta al comando e nel finale stacca per vincere agevolmente con Roberto Vecchione in sediolo. Il training è quello di Emanuele Ossani per conto del signor André Farrugia.